La Civica Orchestra di Fiate Giuseppe Verdi, città di Trieste, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e il contributo della Fondazione Kathleen Foreman Casali, presenta Aperitivi in musica di e con Giovanni Baldini. Il destino di Leonidas, che prende spunto dal leggendario eroe delle Termopili, è stato altrettanto di successo. Oggi con voi vedremo perché questo violinista è giustamente annoverato fra i più grandi della sua generazione. Sentito che roba? Un giovanissimo Leonidas Kavakos ha interpretato uno dei capricci più difficili di Paganini con una tecnica impressionante. Ma un grande interprete si distingue quando la musica riesce a toccare le corde più profonde del nostro animo. Kavakos riesce a cantare le poche semplici note del movimento lento della terza sonata di Beethoven in maniera spettacolare. La mia mano destra adesso suonerà le stesse note che Kavakos eseguirà al violino. Anche se si intuisce che le armonie sotto sono bellissime, che queste note sono bellissime, il pianoforte però è uno strumento limitato, non riesce a vibrare. Quindi non può rappresentare molto bene il turbamento interiore così come lo può fare il violino. Ascoltiamo assieme dunque come Beethoven, quasi dopo 250 anni, riesce a parlarci attraverso l'incredibile interpretazione di Kavakos.